Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. È entrata negli annali l'edizione 2022 di Mittelfest. A Cividale del Friuli si è tracciato il bilancio con la notizia del rinnovo del contratto del direttore artistico Giacomo Pedini fino al 2027. Cividale, presentazione del bilancio della 31esima edizione del Mittelfest, un'edizione particolarmente fortunata dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista delle rappresentazioni e tra l'altro un'edizione particolarmente innovativa. Ne parliamo con il presidente Roberto Corciulo, quindi risultati importanti. Risultati importanti, ma al di là dei numeri che comunque chiaramente sono importanti, dove abbiamo visto una presenza media di quasi il 75% a tutti gli spettacoli, un più 31% rispetto al 2019 che era anno pre-Covid, quindi siamo ritornati appunto con i numeri in cifra importante, ma credo che il vero risultato sia stato il risultato di cosa ha apprezzato il pubblico. Noi abbiamo fatto un progetto, grazie a Giacomo Pedini, che è il nostro direttore artistico, per più pubblici, a partire dai bambini a salire, ed è questo sostanzialmente ci è stato reso merito da chi ha potuto partecipare, da chi ha seguito i progetti. Abbiamo avuto quasi 570 presenze nel progetto Famiglia, che erano 3 spettacoli dedicati alle famiglie, ai bambini e ai laboratori. E quindi questo per noi è, secondo me, il risultato vero di tutta questa edizione, perché ci dà riscontro sulla progettualità portata avanti e sul fatto che vivendo il territorio, vendendo la città, uso un termine improprio, e utilizzando come palcoscenico la città di Cividale, che è chiaramente bellissima, ha portato qui un pubblico che arriva dai paesi vicini, e questo è un altro elemento sicuramente importante. Quindi il riscontro vero lo abbiamo visto nel pubblico, nel fatto che ci hanno ringraziato, ci hanno scritto, hanno apprezzato, abbiamo visto i bambini appunto presenti in maniera numerosa nei vari spettacoli, e quindi tutto questo credo sia importante. Poi chiaramente abbiamo avuto anche degli artisti importantissimi con dei progetti innovativi, abbiamo avuto 20 prime di cui 6 nazionali, quindi insomma il tutto ha dato sicuramente una cifra artistica elevata, ma di cui credo vi parlerà poi il direttore in modo più accurato. Per quanto ci riguarda come Consiglio di amministrazione, credo abbiamo raggiunto l'obiettivo, che era quello di creare un progetto per Cividale e riportare il Mittelfest ad essere un progetto di Cividale. E parliamo dal punto di vista artistico, anche dal punto di vista dell'organizzazione. Il direttore artistico Giacomo Pedini, tra l'altro, è stato riconfermato fino al 2026, quindi importante il suo ruolo, si sente addosso tutta questa responsabilità. Sì, questo mi sembra il minimo e doveroso. Mi sento addosso anche però l'opportunità di quello che può essere Mittelfest, nel senso che questo festival ha una fortuna particolare proprio per il luogo in cui si radica. Questa è l'unica regione d'Italia che ha 4 lingue parlate, ha un rapporto con il centro Europa e con l'area dei Balcani sconosciuto al resto della penisola, e ha una vocazione di incontro, di incroci che si vede in alcuni angoli d'Europa e quindi neanche in tutto il nostro continente. Da questo punto di vista il progetto artistico proseguirà nel solco di quello che abbiamo fatto quest'anno, che ha avuto una risposta importante di pubblico anche nei termini dell'apprezzamento del modo in cui hanno vissuto il festival, hanno vissuto la città, e che è per l'appunto la cifra internazionale, quello di vedere artisti di paesi diversi che vengono qui ad incontrarsi, portano qua anche delle creazioni nuove e soprattutto si confrontano con gli spazi, con i luoghi, in un gioco di rimandi tra discipline diverse, in cui le arti performative, teatro, musica, danza, circo si mescolano fra di loro e permettono, in questo senso sono molto felice del lavoro che stiamo facendo sul circo, permettono un incontro tra spettatori di provenienze differenti. Questo è un aspetto molto importante, sicuramente da rafforzare. Quest'anno abbiamo visto, dopo 2 anni di pandemia, il ritrovarsi di persone da altri paesi e quindi proseguiremo sicuramente su questo solco, cercando di rafforzarlo sempre di più. Bene, ringraziamo anche il direttore artistico Giacomo Pedini, ringraziamo il presidente
di Mittelfest, Roberto Corciulo. Qui da Cividale è tutto, restituisco la linea allo studio. Su 100 diplomati ad un quarto è stato assegnato il massimo dei voti, con anche 11 lodi. Sono i risultati degli esami finali al Malignani ITS, con gli studenti chiamati anche a presentare un proprio progetto finale. In alcuni casi stupendo anche i propri insegnanti. Professor Masone, si sono conclusi gli esami al MIZ, esami che hanno visto eccellenze molto diffuse. Su 100 candidati, infatti, sono state diverse le lodi. Esattamente, su 100 che sono i corsisti che hanno sostenuto l'esame di stato conclusivo dei nostri percorsi MIZ ITS Academy nel corso del mese di luglio, sono state ben 25 le eccellenze, cioè le valutazioni di 100 centesimi, di cui 11 con lode, quindi una grande soddisfazione per noi. E quello del MIZ è un esame un po' particolare, che si svolge in modo un po' diverso rispetto agli altri esami, perché ha anche una prova specifica appunto del MIZ con un progetto personale. L'esame si compone di 3 parti. La parte più significativa sicuramente è la presentazione del progetto personale che viene fatto da ogni corsista. Nei mesi finali del percorso ogni futuro tecnico superiore infatti realizza un progetto materiale, un prototipo, solitamente in collaborazione con l'azienda che l'ha ospitato in stage, progetto che viene presentato alla commissione d'esame durante la prova orale. Salta all'occhio sicuramente in quest'ultimo anno in particolare la determinazione, la creatività e l'autonomia con cui i corsisti hanno portato a termine questi progetti, con dei progetti di qualità e con l'utilizzo di tecnologie innovative. Ci sono alcuni progetti in particolare che vi hanno colpito? Ci sono dei progetti che ci hanno colpito in particolare. Uno di questi è la riprogettazione di una plancia di comando di una nave da crociera realizzata con tecnologie 4.0, in particolare completamente all'interno di un ambiente virtuale. Un altro progetto che ci ha colpito particolarmente è quello che ha portato da parte di un corsista all'utilizzo di un robot industriale, quindi un robot che si trova effettivamente all'interno del mondo produttivo, con la creazione di un end effector particolare, quindi di unità di stampa particolare, per simulare la realizzazione di abitazioni, anche se in miniatura, ma con le stesse tipologie di problematiche e con gli stessi risultati finali. I progetti stessi testimoniano uno dei grandi valori del MIZ, ovvero la vicinanza col mondo del lavoro e con le richieste del mondo del lavoro, tanto che appunto chi si diploma al MIZ non ha nessun problema a entrare nel mondo del lavoro. Sì, io aggiungo che non solo non ha nessun problema, ma che trova un lavoro di qualità, che è uno degli aspetti per noi maggiormente importanti, più che nel trovare lavoro. Mi spiego meglio, i nostri formatori per oltre il 50% provengono dalle aziende, provengono dal mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare una didattica che abbia un approccio prevalentemente laboratoriale, in modo tale da far acquisire ai corsisti autonomia, consapevolezza e competenze nell'utilizzo delle tecnologie innovative e non solo, anche nello sviluppare quelle che sono le soft skill maggiormente richieste dalle aziende. Parlo della capacità di lavorare in gruppo, del problem solving. Tutto questo mette i nostri corsisti in una posizione di vantaggio che al termine dei loro percorsi, del nostro percorso, possono scegliere dove andare a lavorare, ovvero possono scegliere l'azienda e l'ambiente che maggiormente li valorizza, che quindi gli permette di sviluppare una carriera diversa, una forte crescita professionale. Ed ora siamo allo sport con le finali, il bilancio delle finali europee di beach rugby svoltesi nel fine settimana a Lignano nell'arena Bell'Italia. Nella categoria maschile ha prevalso l'Italia con la squadra di Frascati, mentre quella femminile hanno avuto la meglio, le austriache. Grazie della linea. Il giorno dopo le finali del campionato internazionale di beach rugby sono con il patrono, ovvero sia col numero 1 della Forum Iuli. Giancarlo, è stata l'edizione della ripartenza? È stata l'edizione della ripartenza voluta da tutti, ma non solo da noi italiani, anche all'estero. Era palpitante la voglia di ritornare a giocare ed è un grande bene che questo sia potuto avvenire e soprattutto si spera senza più ulteriori stop per il bene dello sport, ma anche della comunità e di tutti quanti. L'Europa era ben rappresentata? L'Europa era ben rappresentata partendo dal Portogallo, attraversando l'Europa fino all'Austria e dall'Italia, e questo ci ha fatto veramente gioire, perché ritrovarsi comunità europea con tutti gli stessi problemi che abbiamo dovuto affrontare, ma accomunati dall'unico spirito, quello di divertirsi e fare lo sport e di ritrovarsi, è stato veramente importante. Ecco, nella fase finale ha vinto l'Italia per i maschi, invece per quello che riguarda la fase finale femminile hanno vinto le austriache.
Esatto, sono state due stupende sorprese anche se erano tra le squadre indicate. La cosa stupenda, le austriache che a Lignano vengono già da molti anni, hanno vinto più volte la tappa di Lignano, ma è la prima volta che diventano campionesse d'Europa e hanno battuto le portoghesi del Porto, una delle squadre più forti in Europa, quindi non era scontato. 4-2 la vittoria, quindi in maniera molto decisa. La grande, stupenda vittoria dei Crazy Club dei Frascati è stata un'Italia-Francia, e che per noi rugbisti, ma anche calciatori e quant'altro, vuol dire tantissimo, perché hanno vinto 5-2 contro i campioni d'Europa dei Minot, dei maestri, quelli che erano dati certi come campioni d'Europa. Quindi grande soddisfazione, grazie ai ragazzi dei Frascati che per la prima volta hanno portato in Italia la Coppa Europa. Ecco, un evento che Telefriuli ha trasmesso in diretta e la testa oramai è già proiettata a Marsiglia. Sì, prossimo anno la finale Coppa Europa a Marsiglia, ci saranno ovviamente i campioni d'Europa dell'Italia, ma soprattutto il Forum Miuli cercherà di approdare per cercare di portare oltre al quinto posto conquistato quest'anno un'ulteriore posizione per il 2023. Grazie a Giancarlo Stocco, grazie come al solito alla nostra Martina Beraldo, a voi la linea. E noi siamo in chiusura, ma vi ricordo che ritorneremo in diretta con informazioni alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.